Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle notizie del Napoli. Grazie. Marcus Rashford, l'attaccante 28enne, ha ricevuto un nuovo numero di maglia al Manchester United, segno della sua integrazione nella squadra, e indosserà la numero 14. Il giocatore è già in viaggio con la squadra e, a meno che non riceva un'offerta da un grande club europeo, tutto lascia pensare che rimarrà all'Old Trafford in questa stagione. Il Barcellona si era rifiutato di ingaggiarlo dopo aver acquistato Adeyemi e Gordon. Marcus Rashford cambia numero ed entra nei piani dello United. La decisione del Manchester United rappresenta un cambiamento rispetto allo scenario che si era delineato dopo la partenza di Rashford nel gennaio 2025. L'attaccante non rientrava nei piani di Ruben Amorim e successivamente ha giocato per l'Aston Villa e il Barcellona prima di tornare al club inglese. Rashford è tornato in prima squadra. La sua nuova maglia numero 14 rafforza questa integrazione e coincide con la sua partecipazione al ritiro precampionato con il gruppo di Michael Carrick. Anche la situazione contrattuale dell'attaccante influisce sul suo futuro. Rashford ha ancora 2 anni di contratto con il Manchester United e il suo stipendio si aggira intorno ai 17,5 milioni di sterline all'anno, una cifra che rende difficile trovare un club disposto ad acquistarlo. Il cambio di numero ha anche una spiegazione sportiva. Il numero 10, indossato da Rashford, appartiene già a Mateus Cugna. Il numero 14, che portava durante la sua esperienza al Barcellona, è ora disponibile per il suo ritorno nel calcio inglese. Il Barcellona è stata la destinazione che più ha influenzato il futuro di Rashford negli ultimi tempi. L'inglese ha giocato in prestito al club catalano durante la stagione 2025-2026, con un'opzione di acquisto vicina ai 30 milioni di euro, ma il club catalano ha deciso di non esercitarla. Durante la sua esperienza al Barcellona, Rashford ha segnato 14 gol e fornito 14 assist, secondo i dati raccolti da Talk SPORT. Le sue prestazioni hanno spinto il giocatore a esprimere il desiderio di rimanere in Spagna, ma il trasferimento alla fine non si è concretizzato. La situazione attuale è diversa. Il Manchester United sta ora valutando la possibilità che Rashford rimanga in squadra e una sua cessione diventerebbe più probabile qualora si concretizzasse un'offerta da un grande club europeo. Anche l'arrivo di Carrick modifica la situazione interna. L'allenatore conosce Rashford fin dai suoi primi anni in prima squadra e il club intende valutare le sue prestazioni prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Rashford è entrato a far parte della rosa del Manchester United e la sua nuova maglia numero 14 riflette la sua crescente importanza all'interno della squadra. Ora avrà l'opportunità di competere per un posto da titolare durante il precampionato e dimostrare di poter riconquistare un posto fisso nella formazione iniziale. Per ora, lo scenario più probabile è che Marcus Rashford rimanga al Manchester United. Solo un'offerta da parte di un grande club europeo potrebbe cambiare questa previsione entro la fine della finestra di mercato, dato che il Barcellona è ormai fuori dai giochi dopo aver rinforzato il reparto offensivo con altri acquisti. Secondo te, tifoso del Napoli, è un buon giocatore per il Napoli? O no? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!